Dal 27 al 29 luglio scorso si è svolta a Vicenza la consulta ai Veneti nel mondo, durante la quale sono stati trattati vari temi, tra cui l'associazionismo, la giornata dei Veneti nel mondo, l'organizzazione di iniziative a carattere culturale, scambi giovanili, progetti di formazione e soggiorni per anziani. Inoltre si è parlato delle onorificenze Premio Eccellenze Venete e Global Ven e delle future borse di studio per oriundi veneti. È stato fatto il punto sulla richiesta delle nostre associazioni di introdurre nelle scuole l'insegnamento della storia dell'immigrazione e dei veneti nel mondo oggi. Riguardo al referendum consultivo previsto per il 22 ottobre 2017 con il quesito «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni di autonomia?», la consulta si è espressa all'unanimità nel suo documento finale, concordando con il Presidente Luca Zaia nell'affermare che questo non è il referendum di una persona, di un partito o di un'area politica, ma il referendum dei Veneti. Siamo con il Presidente Luca Zaia per un messaggio ai Veneti nel mondo per quanto riguarda il referendum consultivo del 22 ottobre prossimo. Beh, è una grande opportunità, siamo i primi nella storia della Repubblica Italiana ad avere questo referendum autorizzato. È un referendum che facciamo per chiedere l'autonomia, è un referendum che coinvolgerà tutti i veneti. A me spiace che non si possa fare anche con i veneti nel mondo, ma ci stiamo organizzando per farli votare in futuro. È stato chiesto alla Regione che l'iniziativa della convocazione del referendum sia trasmessa ai veneti che si trovano in Europa e oltreoceano, con la maggiore diffusione possibile, anche se purtroppo non si potrà votare all'estero. Con una buona informazione molti potranno tornare in Veneto a votare o contribuire a stimolare l'afflusso alle urne. Noi non vogliamo che tra pochi mesi ci siano dubbi di fronte alla domanda chissà dove erano i veneti nel mondo quando il 22 ottobre il Veneto è stato chiamato a rispondere al quesito referendario sull'autonomia. La consulta ai veneti nel mondo è stata chiara, ha accolto l'invito della Regione a partecipare al referendum. La consulta dei veneti nel mondo non fa politica, non interviene nelle decisioni politiche, ma i veneti non possono restare passivi davanti alle grandi questioni che interessano il Veneto.